facile ed incredibilmente panoramico. Buongiorno squadra, oggi vi accompagneremo lungo uno dei sentieri turistici più belli del Friuli Venezia Giulia. Signori, benvenuti sul Sentiero delle Streghe, benvenuti nel Regno del Tenchia. Il nostro punto di partenza è quota 1524 metri, in prossimità del Pian delle Streghe, dopo aver percorso una lunga e tortuosa strada che parte da Cercivento, un piccolo paesino della Carnia che conta poco più di 600 anime. Primo obiettivo è quello di raggiungere il Monte Tenchia. Per farlo vi sono due opzioni. La prima, imboccare il 154, ripido sentiero CAI che ci porterebbe velocemente alla cima della montagna. Il secondo invece è seguire la comoda strada bianca percorribile a piedi, in bici o con la moto, certamente più lunga ma con pendenze dolci e scorci panoramici molto interessanti. La giornata promette bene e noi non abbiamo fretta, quindi decidiamo di prendercela con calma e goderci una camminata più lunga, vero, ma vi assicuro per nulla noiosa. Oggi ospite d'onore Aquila Bianca per festeggiare la festa della mamma. Siamo sul sentiero 154 direzione Monte Terzo e carichissimi, un sentiero estremamente panoramico. Nei panini invece di spalmare la maionese ci abbiamo messo l'arnica, giusto? Perfetto. Benissimo. Ok, mamma, quanti anni quest'anno? 76 fra poco. Via si parte. Ma capiamo un attimo dove siamo. La conca adiacente alla costa del Chiadins, per capirci quella che culla i laghetti di Zoufplan, e, permettetemi il termine, la continuazione naturale della famosissima panoramica delle Vette, cioè quella strada che collega Casera Tarondon a Rifugio Chiadinas, che si può percorrere sia lungo Forestale Bianca comoda e larga, sia lungo una cresta incredibilmente panoramica segnata dal CAI, appunto, con il numero 154, quello che noi in questo momento stiamo percorrendo. Il primo punto di interesse che incontrerete è la stazione meteorologica del Monte Zoufplan, che fa parte della rete ufficiale di monitoraggio Protezione Civile Friuli Venezia Giulia, asse portante del rilevamento meteorologico regionale. Per capirci, quando voi il giovedì vi mettete sul telefonino per guardare se il weekend andare in montagna o rimanere a casa a fare l'orto, bene, tutti quei dati ve li fornisce questo bel pallone. Proseguendo lungo il sentiero incontrerete sulla sinistra meravigliosi laghetti che vanno ad arricchire ulteriormente un panorama che già di suo è incredibilmente spettacolare. Sono di origine glaciale e per conformità del terreno assumono forme geometriche regolari che li rendono particolarmente interessanti. Fino al Cimone di Crasulina la strada è semplice e adatta, a parer nostro, a quasi tutti, qualunque sia la propria preparazione atletica. Arrivati comunque dinanzi al bivio, per gli escursionisti più esigenti vi si propongono due scelte, o se avete gambe entrambe. Si può raggiungere il Monte Terzo imboccando il sentiero CAI 175 che vi farà scendere per un centinaio di metri e poi risalire lungo il 155 fino alla cima percorrendo una ripida salita, o altrimenti raggiungere la vetta del Cimone di Crasulina lungo una traccia nera decisamente evidente. Entrambe le cime sono molto belle e regalano scorci da mozzafiato, però, consiglio nostro, se dovete scegliere fra le due, io fossi in voi punterei al Monte Terzo. Di fatto quello che volevamo fare siamo riusciti a farlo e sul Monte Terzo non ci siamo arrivati perché il tempo era brutto e poi diventava un po' troppo faticoso per la mamma e quindi abbiamo lasciato stare. Però partendo da sotto comunque una bella camminatina, adesso non ho guardato ma un 400-500 di dislivello e si fanno tutti. È un giro che sicuramente io lo rifarò con le bike, assolutamente. Cioè un giro da fare, adesso mi devo un po' organizzare, però a breve sul canale farò un video completo, faccio tutto il giro delle vette con le bike, però
con tutto rispetto a chi è arrivato qua su con la muscolare, sono pazzi, bravi ma pazzi. All'inizio del video l'ho chiamato il sentiero delle streghe perché ci sono su questi luoghi racconti popolari molto belli ed interessanti. Si racconta che questi alpeggi fossero frequentati da streghe o agane, comunque voi le vogliate chiamare, e che spesso venissero eseguite messe e riti strani. Tant'è vero che mentre nelle montagne adiacenti venivano costruiti fienili per gli animali al pascolo, in questi luoghi non vi è nemmeno uno perché gli abitanti del paese preferivano la sera rientrare piuttosto che passare la notte soli su questi alpeggi. Io ci tengo e voglio ringraziare la mia compagna di zaino, Aquila Bianca. Come sempre non si è smentita, è stata bravissima, ha tenuto il passo e in certi momenti ho fatto fatica a raggiungerla. Devo ammettere che mamma oggi c'ha gamba, sta andando avanti e non molla, veramente bravissima, ha preso il ritmo giusto e adesso non la ferma più nessuno. Queste occasioni sono quelle che ti fanno capire quanto la passione per la montagna possa spingere una persona a dare di più, a non mollare, a cercare di alzare quell'asticella che tante soddisfazioni regala. È una passione che richiede fatica, sacrificio e perseveranza, ma sa regalare momenti di gioia che ci rimarranno sempre scritti indelebili nel nostro cuore. Ho cercato di spiegarvelo nel migliore dei modi, non mi resta che dirvi una sola parola. Fatelo, non è difficile ed è incredibilmente bello. L'abbiamo, come si dice, testato sul campo, giusto? Fino a quasi 76 anni è fattibile, perciò niente scuse. Escursione terminata, Aquila Bianca in perfettissima forma, quindi non vi preoccupate. È stata un'esperienza bellissima. Sì, Molto una giornata veramente molto gratificante. esatto. Siamo stati fortunati anche con il tempo perché si è creato quella giusto gioco di luci, colori che ci ha permesso di fare sia dronate che riprese video secondo me molto belle, e adesso non ci resta che andare a festeggiare, quindi si scende e Alla prossima. Ok, no, adesso si scende, andiamo a mangiare da qualche parte perché c'è una fame incredibile. Appunto. Vero? Andiamo. Azzeccato. Andiamo. No, No, dove salta andiamo, su. Marta? No. Salta su. Andiamo, Marta è partita, Marta, ovviamente. Marta, Andiamo. vieni. Siamo Trekking Friuli Venezia Giulia. Per chi non ci conoscesse, andate a vedere i nostri video e soprattutto iscrivetevi al canale perché sicuramente prima o poi vi potremo tornare utili. Grazie per essere arrivati fino a qui, zaino in spalla e alla prossima.